Eccoci qui amici telespettatori, finalmente la 13ª, ma purtroppo devo dire ultima puntata. Perché ultima puntata? Perché naturalmente finisce la nostra seconda edizione con Telesud. Ma devo dire anche una cosa bella, e che cosa? Che ci sarà una terza edizione. Sì. Infatti la stiamo preparando, naturalmente non saremo in onda qui a Telesud, saremo in onda dove? Su Televallo. Su Televallo, che più avanti naturalmente vi diciamo gli orari e i giorni in cui andremo in onda. Amici telespettatori, che dirvi? Abbiamo avuto una puntata come ricordo dell'anno 2007, abbiamo visto le migliori scene di Strano Amore Siciliano, ci siamo divertiti un pochino e adesso con l'ultima puntata vi faremo vedere delle cose davvero curiose, delle cose davvero belle, soprattutto perché ci sarà una tronista davvero bella e interessante. Ci saranno dei fuori onda spettacolari, perché quello che abbiamo combinato alla Medifiera una cosa proprio inimmaginabile. Ci sarà un cuore solitario particolare, una signora praticamente molto ma molto grande che cerca praticamente la sua anima gemella, insomma ci sarà di tutto e di più, per cui amici telespettatori non muovetevi perché cominceremo subito con che cosa? Con il gioco dell'indovinello. Esatto, per cui state fermi dove siete perché noi stiamo venendo, ok? Vai con la sigla. This morning I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. Eccoci qua amici telespettatori, finalmente la bellissima rubrica dell'indovinello. Un benvenuto da Alberto e un benvenuto anche da... Ciao da Marilena. Allora, innanzitutto devo dirvi che questa settimana ci sono state grandissime novità, soprattutto perché ci sono stati ben 4 vincitori, pensate bene, non solo, è una grandissima marea di SMS. Molti. Fra cui praticamente noi ne abbiamo presi alcuni molto curiosi, appunto, da farvi vedere e da farvi soprattutto sentire. Innanzitutto mandiamo in sovraimpressione l'oggetto misterioso della settimana scorsa, come state vedendo era deformato in una maniera tale da non poterlo riconoscere facilmente, ma nonostante questo hanno indovinato lo stesso. Allora Marilena, cominciamo subito con gli SMS che ci hanno inviato? Sì, certo. Allora, un computer ce lo invia Giuseppe da Trapani. Un computer, Giuseppe da Trapani, ma purtroppo non è neanche un computer. Mi dispiace per Giuseppe, ma andiamo avanti. Un martello ce lo invia Sharon da Trapani. Sharon, la piccola Sharon, grandissima nostra fan, ciao Sharon, ma purtroppo devo dire anche per te che non è questo, e quindi hai sbagliato anche tu. Andiamo avanti e leggiamo. Un orologio ce lo invia
Francesca da Trapani. Un orologio, Francesca da Trapani, purtroppo non è neanche un orologio. Continuiamo con Un manubrio da palestra, ce lo invia Manuela da Trapani. un manubrio da palestra, pensate bene, Manuela da Trapani, deve essere molto fantasiosa sì. o eventualmente una sportiva. Sì, infatti. Però Manuela, devo dire che purtroppo non hai indovinato neanche tu. Andiamo avanti e leggiamo Un disegno, ce lo invia Silvia, Antonio e Francesca da Trapani. Silvia, Antonia e Francesca da Trapani, purtroppo devo dire anche a voi che non avete indovinato. Continuiamo con Un anello, ce lo invia Andrea da Marsala e Giovanni da Trapani. Andrea da Marsala e Giovanni da Trapani, non hanno neanche indovinato loro, perché non era un albero, non era un anello, giusto? Ora un albero, ce lo invia Chiara da Calatafimi e Giuseppe da Trapani. Chiara da Calatafimi e Giuseppe da Trapani, ma purtroppo devo dire che hanno sbagliato anche loro, perché non era un albero. Neanche Continuiamo con Un'ecografia, ce lo invia Battista da Marsala. un'ecografia, che fantasia, Ma veramente, un'ecografia. che fantasia. E intanto non era neanche un'ecografia. Andiamo avanti? Un innaffiatoio, Nadia da Gibellina. Un innaffiatoio, Nadia da Gibellina, ma purtroppo non era neanche questo. Anche quello. Un ferro di cavallo, ce lo invia Vita da Trapani. Ferro di cavallo, Vita da Trapani, ma purtroppo ha sbagliato anche lei. Che lei sì. Una penna da Francesca da Trapani. Una penna, Francesca da Trapani, hai sbagliato anche tu, non era una penna, anche perché la forma era troppo deformata. Che penna era? Francesca, andiamo avanti, dai. Un telefonino, ce lo invia Salvo da Trapani. Un telefonino, poteva essere telefonino perché tra tutti i buchi, cose, sto fatto che era nero, magari poteva essere lo schermo, ma purtroppo non è neanche un telefonino. Andiamo avanti? Un guanto, ce lo invia Rosalba e Roberto da Marsala. Un guanto, devo dire magari che le forme potevano far pensare al guanto, alla mano, perché io ho detto che c'entra la mano, però purtroppo hanno sbagliato anche loro. Andiamo avanti? Un lettore DVD, ce lo invia Nicola da Castelvetrano. Un lettore DVD, pensate bene, e purtroppo devo dire anche per Nicolò da Castelvetrano non era un lettore DVD. Andiamo avanti e leggiamo Un aspirapolvere, un aspirapolvere. ce lo invia Flo da Marsala. Flo da Marsala, ma purtroppo non è neanche un aspirapolvere. Il manico dove ce l'hai visto, Flo? Flo! L'ha visto. Va bene, andiamo avanti? Una scrittura, Una scrittura, questo che ce lo invia? Simona da Trapani. Simona da Trapani, invece non è una scrittura. Neanche no. Andiamo avanti e leggiamo. Una bottiglia, ce lo invia Mario da Valderice. Una bottiglia, poteva anche essere, attenzione, perché tutta è Poteva. deformata, poteva anche Ma essere. non è neanche quella. Esatto. Andiamo avanti? Un tappeto, ce lo invia Angelo e Mariella da Trapani, sono dei fan accaniti. Angelo e Mariella da Trapani, grandissimi nostri fan, un grande bacione. E un grande abbraccio affettuoso perché sono dei fan davvero, come dire, terribili. Però purtroppo devo dire che non avete indovinato, per cui andiamo avanti. Un pesce, E questo che ce lo manda? sempre Angelo e Mariella. Sì, sempre loro, e purtroppo da devo Trapani. dire che non hanno indovinato neanche questa Neanche volta. questa volta. Andiamo avanti? Uno scoiattolo, ce lo invia Giusy da Trapani. Uno scoiattolo, dal colore ci poteva Poteva, sembrare, ma però non era lui. Non è neanche Andiamo avanti? Un cavallo, Un cavallo, pensate bene. ce lo invia Angelo da Mazzara del Vallo e Vita da Trapani. E purtroppo non era neanche un cavallo. Andiamo avanti? Un quaderno, ce lo invia Rita da Mazzara del Vallo. Un quaderno per Rita da Mazzara del Vallo, ma purtroppo non è un quaderno, ve l'avevo detto, amici telespettatori, che gli SMS erano moltissimi. Difatti noi abbiamo preso soprattutto i concentrati, praticamente i più curiosi, perché ce n'erano addirittura da non poterli leggere, figuratevi. Allora, andiamo avanti? Una tartaruga, Tartaruga, pensate bene. ce lo inviano Vincenzo e Rita da Mazzara del Vallo. Vincenzo e Rita da Mazzara del Vallo, ma purtroppo non era neanche una tartaruga. Andiamo avanti? Un pianoforte, ce lo inviano Angelo e Rita da Mazzara del Vallo. E non era neanche un pianoforte. Neanche quello. Un gabinetto. Un gabinetto, pensate bene, un gabinetto. Sempre Angelo e Mariella da Trapani. Perché sarà che hanno visto il buco nero, perciò dice là. Hanno pensato fosse un gabinetto, ma non lo è. La pensata era buona. Forse. Però non lo purtroppo la soluzione non era quella. Non è quella. Andiamo avanti? Un bracciale, Un bracciale, chi ce lo manda? Alessio da Marsala e Vita da Trapani. Alessio e Vita da Trapani, ma purtroppo non era neanche un Neanche bracciale. quello, no. E finiamo con Un'unghia, un'unghia, che ce lo manda? Nicola e Vita da Trapani. Nicola e Vita da Trapani, e purtroppo non era neanche un'unghia. Adesso naturalmente dobbiamo dire qual era l'oggetto misterioso, perché amici telespettatori state guardando in sovraimpressione, l'oggetto misterioso è tutto deformato, e noi vi diciamo innanzitutto i vincitori chi sono stati. I vincitori sono stati Vincenzo e Giulia da Paceco, Agnese da Trapani, Andrea da Valdese
Erice, Giovanna da Trapani. Allora, questi amici telespettatori hanno indovinato l'oggetto misterioso, che era una chitarra. Era una chitarra, pensate bene. E adesso, amici telespettatori, state vedendo, era facile riconoscerlo, per chi lo sapeva naturalmente. Certo. Va bene, Sì. ora ci vedremo naturalmente l'intervista che abbiamo fatto ai vincitori dell'indovinello e ci vedremo subito dopo praticamente l'intervista.